Allora, io vi dico una cosa, ma ricordate il video che ho fatto che ho pubblicato verso le 5? Più o meno 5 meno un quarto, che ho detto Scott McTominay forse sarà titolare contro la Roma. Bene, scordata villa. Bene, bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Aspetta di mercato, Batman napoletano, come state? Voglio, spero tutto bene. Prima di incominciare col video vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale. Scusate, voglio se sto un po' così che sembra che sto dormendo, però voglio tenere un sonno pazzesco, veramente. Questo video penso che uscirà verso le 10 e muove se non mi sta un po' riposando perché sto stanchissimo. Quindi scusate. Allora, questo video lo andremo a fare il pre-partita di Atalanta-Napoli che si giocherà domenica quindi dopodomani alle 3 del pomeriggio. Sarà visibile su DAZN, forse anche su Sky, però mi dovrei informare meglio. Vabbè, allora praticamente facciamo una probabile formazione. Allora, poi parliamo un po' approfonditamente sul fatto di McTominay. Allora, formazione titolare: Milinkovic Savic, no, Jesus, che dovrebbe esserci, ma non me lo so dire perfettamente. Jesus, Rachmani, Beukema e Buongiorno. I due laterali di centrocampo saranno Mazzocchi, che si sta dicendo anche che potrà prendere possibilmente il posto di Spinazzola per questa partita. Poi a destra direi di mettere Idrim a destra, ecco di momento. Oliveira, sempre se gioca. E poi di centrocampo direi di mettere Vergara e Lobotka. Poi i tre di attacco, punta centrale, Oliund, alla destra o sinistra, ma ricordo che lo fa. Vabbè, Alisson Santos e poi come l'altra fascia direi di mettere giovane. Allora, probabile risultato 0-1 Napoli, va col Buongiorno, Alessandro Buongiorno. Allora, Scott McTominay, va bene, sarà out ancora per questa partita contro la Roma, contro l'Atalanta, scusate, perché ancora questo qua vi sto riassumendo brevemente la comunicazione ufficiale del Napoli, perché praticamente il Napoli ha detto che il giocatore deve sentirsi prima al 100%, ok? E per poi giocare. In questo momento possiamo capire, scusatene ragazzi, possiamo capire che da questo messaggio che non sarà titolare McTominay e non sarà nemmeno tra i convocati, starà a Napoli a riposarsi al 100%. Non ce la faccio più, veramente. Già qua sta registrando, sì. Già sto imballato di mio. Però poi ci mettono pure questi infortuni e cose, non ce la faccio più. Vabbè, ragione. Io vi saluto, vi ricordo che questo video è stato fatto in collaborazione con The World of Football e il mondo del calcio. Lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e in descrizione gruppo WhatsApp e gruppo Telegram. Ciao,